Ed eccolo qui, lui è Vito, ha 32 anni, viene da Trapani ed è in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Ciao Vito! Piacere Vito. Allora Vito, sei di Trapani? Sono di Trapani. Hai 32 anni? Ho 32 anni. E sei in cerca di sta donna che fino ad oggi non hai potuto incontrare? No. Come mai Vito? Come mai? Perché ho avuto brutte esperienze e ora sono in cerca di questa donna. Quanto tempo è che sei single? 5 anni. 5 anni. Quindi per 5 anni niente donna. Niente donna. A proposito parliamo di questa donna. Come dovrebbe essere questa donna ideale per te? Per me è una bella ragazza. Cioè, si deve presentare Si bene. deve presentare bene. Poi, Poi caratterialmente, caratterialmente brava. bravo. Ti deve trattare bene. Mi deve trattare pure bene. Continua, poi qualcosa che ti attrae magari di una donna. Che poi sia pure sincera. Esatto. E poi Che sia fedele, siamo naturalmente. fedeli, giustamente. Vabbè, zone di provenienza. Questa donna noi la cerchiamo nelle zone di Trapani oppure va bene da qualsiasi Da parte. qualsiasi parte. Quindi chiunque dovesse telefonare, ci sono buone probabilità che tu ci stai. Ci sto. Esatto. Parliamo ora dell'età. Tu hai 32 anni, quindi questa donna da che età dovrebbe partire per andare a finire? Da 28 a 31. Dai 28 ai A 31. 31. Preferenza biondo bruno non ne hai? No, L'importante è uguale. che ti piace all'impatto. All'impatto, sì. Va bene, ascolta Vito, un'altra cosa, parlaci un po' di te, dai modo a queste donne di conoscerti meglio. Io faccio lavoro, faccio il mammista, laboratorio di marmi. Quindi hai una buona posizione. Ha una vita che lavoro. La macchina ce l'hai? Lì no. La macchina La no. macchina no. Il motore? Il motorino sì. Il motorino, quindi ti puoi spostare, Mi bene o posso male. spostare. Poi continua. Poi Come passi il tempo quando finisci di lavorare? quando a casa oppure qua a bar con gli amici, Mi hanno detto che sei brava a ballare. sono bravo pure a Ti conoscono ballare. tutti qua nella Mi zona. conoscono pure tutti. Sei conosciuto come un personaggio. Sì, Eh? sì. Fai passare delle belle serate agli amici. Sì, sì, questo è vero. Va bene Vito, che cosa che non sopporti in una donna? La presa in giro, La presenti. la presa in giro. Cioè nel momento in cui tu la conosci meglio e vedi che la donna ti prende in giro, questo non ti va. No, questo no. Va bene. I tuoi sogni nel cassetto, se hai qualche sogno nel cassetto, Non ce n'ho proprio. non ce n'hai. No. Cosa ti piacerebbe fare nel futuro? Nel futuro non lo so. Nel futuro no. Quello che viene tu ti prendi, Sì, sì, giustamente. così. Va bene Vito. Parlaci ancora di te, i tuoi pregi e i tuoi difetti. Sono un poco geloso. Questo è po'. il mio difetto, un poco. Non ossessivo però, No, no. però No. sei geloso. Sono un poco geloso. Le cose tue non te le deve toccare nessuno. No. E mi pare giusto, d'altronde. Questo. Poi, Poi a me piace giocare pure a pallone. giochi spesso a pallone? Sì, Sempre qua a Trapani. sempre 4 anni. E poi Per quanto riguarda questa passione del ballo, mi hanno detto la verità, che tu sai sì, ballare, sì, ci riesco. sei bravo a ballare. Sì, me la cavo. Esatto. In discoteca ci vai? Sì, sì, ogni tanto sì. Ogni tanto. Giustamente, se avessi l'anima gemella, ci andresti con l'anima gemella, essendo che sei single, quindi ci vai una volta ogni tanto. Ogni tanto. Va bene, Vito. Poi, Poi che cosa che ti piace fare nella vita? la vita ora un po'. La vita. Ora no, Quello che viene. non lo so, ora no, Esatto. non lo so. Amiche telespettatrici, sto parlando io con donne che partono dai 20 e arrivano massimo ai 31, giusto? Sì. Dai 20 ai 31? Da 28, 31, 20. Esatto. Quindi dai 20 ai 28, 31 massimo. Delle zone non ha importanza, No. da tutto il mondo.
Per le donne che volessero conoscere Vito, 32 anni di Trapani, non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo sotto nella descrizione del video. Vito è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Vito, in questo momento ci sono queste donne che stanno guardando questa registrazione, stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancio un messaggio verso di loro guardando la telecamera, al centro, vai. Aspetta. Quello che ti senti, vai. Chiamatemi che io sono un bravo ragazzo e non prendo nessuno in giro. Perfetto. E poi non c'è più niente da dire. Perfetto, ha detto tutto, per cui amiche telespettatrici chiamate Vito. Vito è qui e sta aspettando proprio voi. Per i cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Vito. Ciao ciao.